e bentornati nel salotto della discussione in compagnia del professor Don Gianni Fusco, professore della Pontificia Università. Buongiorno e benvenuto. Grazie dell'invito. Grazie. Il ruolo antropologico dell'uomo al centro dell'universo e della creazione. Cosa vogliamo dire ripartendo dall'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si'? Intanto veramente grazie di questo invito che mi dà l'opportunità a me, in quanto professore d'accordo, ma innanzitutto come Ministro della Chiesa, di intervenire in questo dibattito che da tanti anni si sviluppa e che probabilmente non ha una presentazione di quelle che sono le posizioni della Chiesa cattolica, ma in generale direi della Chiesa di ispirazione, che si ispira ovviamente al suo fondatore che è Gesù il Cristo, una precisazione di quelle che sono le posizioni più sostenute. Lei ha fatto la domanda ben precisa parlando della centralità dell'uomo. Nel mio intervento di ieri sera in sala, in questa kermesse qui questa convention della discussione, mi posso permettere di dire così, promossa sulla base dello studio della Laudato Si' e della sua attualità, ho detto che l'uomo è il dominus della casa, cioè il signore di questa casa comune che è il mondo, la natura, l'universo, insomma. Lo ribadisco anche oggi, il vero signore, come la parola ci dice, non è quello che si impadronisce delle cose e le sfrutta egoisticamente. Il vero signore, il vero dominus, è colui che si occupa e preoccupa della casa, perché questa possa essere valorizzata, possa essere a disposizione di tutti, perché tutti si trovino bene nel luogo in cui vengono ospitati. Ecco, se ne partiamo da questo dato molto banale, se vogliamo, allora comprendiamo davvero il senso della centralità antropologica che è presente fin dal momento della creazione. Sicuramente in 2000 anni di storia cristiana, di riflessione di teoretica cristiana, sulla creazione si sono date tante interpretazioni. Si potrebbe fare riferimento alla, direi anche ostica opposizione che c'è stato nel periodo dell'illuminismo con il darwinismo, Spencer, eccetera, l'evoluzionismo, il cosiddetto discorso evoluzionista, ma io non entro nel merito di questo. Mi piace fermarmi sull'inquadramento del rapporto sulla creazione raccontatoci dal libro della Genesi in chiave un po' più oggettiva. Si parla di un uomo e di una donna. Allora intanto diciamo che se Dio, dico sì, molto semplicemente, se Dio creatore ha pensato che la realtà antropologica dovesse essere un uomo rappresentato da un uomo e da una donna, da questa complementarietà, ci sarà un motivo, credo che poteva essere, lui era Dio, avrebbe potuto fare le cose in tutt'altro modo. Se ha scelto questa strada, è una strada che evidentemente rappresenta una responsabilità. Ha voluto che la realtà del mondo, il dominio, tra virgolette, sul mondo, questo esercizio di custodia sul mondo venisse realizzato da un uomo e donna, con funzioni diverse, con una relazionalità che apre a una complementarietà. Nessun uomo potrebbe far bene se non ci fosse una donna valorizzata in tutte le sue dignità e viceversa. Io sono una persona un po' più avanti negli anni, quindi ho vissuto la meravigliosa stagione di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ed ero anche giovane prete quando nell'88 Giovanni Paolo II pubblicò
una enciclica Mulieris Dignitatem, specificamente sulla realtà della donna. Non è molto conosciuta, perché in genere si tende o si tenta di sfruttare solo quelle che sono o di adattare quelle che sono le encicliche sociali. Però in realtà io devo dire che quella enciclica è forse la più attuale e la più sociale delle encicliche di Giovanni Paolo II, perché ribadisce questo ruolo di complementarietà tra uomo e donna necessario per poter arrivare a quello che è il vero esercizio del dono. Quindi un'antropologia che va sicuramente rivista, Papa Francesco l'ha ampiamente, direi, veicolata. Aggiungerei anche un altro elemento che può sembrare una banalità, ma tante volte Giovanni Paolo II ha parlato del movimento di casa, Papa Francesco ritiene, proprio qualche giorno fa si è manifestato, si è lanciato questa proposta ripresa anche per altri giornali italiani e non solo, in cui diceva che le donne devono avere anche nella Chiesa ruoli accettabili, numericamente e io credo che questo possa essere un segnale di revisione e di valutazione del lavoro. Ovviamente concludo dicendo che la Laudato Si certo ha aperto tutta una serie di problematiche ricorrente, ma gli sviluppi della Laudato Si, il cardine della Laudato Si è una ecologia antropologica, cioè è l'idea dell'uomo che noi abbiamo, la valorizzazione della sua dignità, l'uomo inteso come persona, un po' come maschio, che l'uomo inteso come maschio e femmina, e su questo cardine avvicina davvero un equilibrio anche all'interno del rapporto genere. Ringraziamo il professor Don Gianni Fusco. Grazie per essere stato qui con noi, siamo davvero onorati. Grazie. Grazie.